E per la conclusione di questa puntata, amici, vi portiamo in una delle località più rinomate del litorale veneziano. Siamo a Venezia. Come sapete, questo è il momento clou della vendemmia e qui si vuole ricordare questo momento. È tradizione infatti ogni anno che ci sia la festa dell'uva e del vino, organizzata dalla Proloco di Jesolo. E io ho qui accanto a me Gianni Gerotto, appunto della Proloco. Questo splendido corteo sembra quasi un carnevale. Ecco, è il carnevale, diciamo, d'estate, il carnevale dell'uva, quello che noi cerchiamo di fare tutti gli anni e diamo uno spettacolo, cerchiamo di dare uno spettacolo di fine stagione con l'uva. Cerchiamo di dare al pubblico di Jesolo, alla gente che frequenta Jesolo, un qualcosa di diverso, un qualcosa di nuovo, che negli ultimi anni, che io sappia, non lo si vede da nessuna parte. Infatti, veramente fate le cose in grande. Ci saranno quanti? 18 mi hanno detto, addirittura allora, carri allegorici. Sì, allora ci sono 18 carri allegorici con una quantità di vino e di uva un po' grossa, perché abbiamo qualche cosa come 1400 casse d'uva e qualcosa come 50 damigiani di vino che noi offriamo grazie all'amministrazione comunale che ci dà la possibilità di farlo e noi offriamo, diciamo, agli ospiti di Jesolo. Ascolti, ma ci racconti cos'è organizzare una cosa come questa? Beh, sono, non dico mesi, ma circa un paio di mesi che noi andiamo avanti per organizzare la cosa. Siamo in contatto con parecchi paesi dei dintorni, oltre che a tutti i comitati che ci sono a Jesolo, e ogni, diciamo, zona di Jesolo o, diciamo, comitato organizza un carro. Di Jesolo ne abbiamo 8 e il resto sono tutti dai paesi che vengono da fuori. Abbiamo gente da Santa Maria di Piave, da Treviso, Scorzè. Una festa allargata non solo a Jesolo. Sì, ma sono tutti quanti carri che sono parecchi anni che vengono a Jesolo e quindi è gente che già si propone quest'anno per l'anno prossimo, gente che viene a fare anche il carnevale da noi e che quindi vanno a preparare già il carro. Adesso, finito questo, loro preparano il carro per carnevale per venire oltre che a Jesolo negli altri paesi, però i carri dell'uva sono solo per Jesolo, perché loro li preparano, diciamo, esclusivamente per Jesolo, perché non ci sono altri paesi che lo fanno ancora. Poi magari fra poco lo faranno ancora, cioè lo faranno anche gli altri, per adesso lo facciamo solo noi. Una cosa bellissima è vedere come sia una festa molto trasversale dal punto di vista dell'età. Ci sono i bambini, i ragazzi, i signori di una certa età, la festa di tutti. Esatto, cioè ci sono tutti quanti che partecipano a questa festa e vedere il pubblico che apprezza questa cosa per noi è una grande soddisfazione. Riusciamo a fare 3 chilometri e più di sfilata e non ci pesa, Dio, non è che non ci pesi, perché per noi dell'organizzazione e per quelli dei carri è già la terza sfilata che facciamo. Sì, perché abbiamo fatto venerdì sera in centro storico il paese, poi abbiamo fatto ieri sera che abbiamo fatto dalla zona Sabbiadoro fino a Piazza Torino e questa sera siamo partiti dalla estremità degli Jesolo, cioè dal faro, e siamo venuti verso il centro. Veniamo al centro, in pratica in Piazza Mazzini, dove c'è la piazza più bella di Jesolo, e quindi cerchiamo di dare un qualche cosa che la gente non si immagina, perché per organizzare ci si impiega tanto e dopo magari in 2 ore è tutto finito. Si esaurisce in 2 ore, però il lavoro è tanto. Restano solo i filmati, resta, diciamo, le foto per testimoniare questa cosa. Per noi è già tanto. Io devo farle i complimenti perché è una festa bellissima, una festa che porta allegria, fermento. Amici, io ringrazio Gianni Gerotto della Proloco qui di Jesolo e noi continuiamo la nostra camminata fino a Piazza Mazzini.